Amici bellini, siamo finalmente in vigilia, niente conferenza, la facciamo noi praticamente. Guardatevi la simulazione. Benvenuto Raffaele Marotta. La Marotta League. Io continuo a sentire UND, si sono inventati il fallo di mano di Buongiorno. Voi per fortuna, quelli che non stanno su X, leggete delle cose che noi umani, guarda, veramente stanno rasentando il ridicolo. Lasciate il like per la ridicolaggine di chi si sente vittima del sistema. Siamo noi quelli che, mamma mia. Simulazione, poi dopo intervengo perché la formazione che ho fatto in simulazione non mi convince appieno. Cominciamo. I rumori. Sono dei rumori pazzeschi qua, ma non fa niente. Allora, la formazione, io ho delle idee, secondo me per domani cambio qualcosina. Io lo metto Rafa Marin, però non sono convintissimo. Vediamo se riusciamo a sistemare con un po' di turnover. Non lo volevo fare esagerato, però lo sfizio anche di vedere qualche nuovo. Quindi torniamo a 3. Rafa Marin al centro addirittura, con Billy Gilmour al posto così. No, Rafa Marin di lato così Buongiorno è più sistemato. Spinazzola. E poi vediamo dalla panchina magari Mazzocchi, c'è l'idea di non perderlo completamente. Vediamo, no, Zerbin addirittura, con Anghissà confermato, Kvara, Simeone, Neres. Non sono per niente convinto di quello che ho fatto ieri in questa simulazione, ma andiamo a vedere cosa succede mentre picconano qua dietro. Allora, vediamo un pochino Gilmour, Di Lorenzo e Zerbin. Perché Zerbin poi, capito? Avete tolto a Mario Rui le cause, così Zerbin però si riparte da Caprile, e questo è sicuro che Caprile deve giocare per forza. Caprile! Un po' rischioso, ma Gilmour è bravo a controllare. Bravo Di Lorenzo. Rafa Marin e ora Spinazzoli. Ho lasciato Kvara in campo. Vediamo Simeone, Kvaratskhelia. Attenzione, Kvara sulla fascia. Prova a puntare l'uomo, lo supera. Prova il cross. Simeone anticipato. Buono l'intervento di Anghissà. Attenzione Neres. Vai, c'hai proprio lo spazio per fare quel tiro. Ma no, il palo. Ma Neres è pure l'altro palo. Proprio il classico tiro a giro, perfetto. Sfortunato. E poi col destro pure, sfortunatissimo. Giostra il Palermo, c'è un pochino di pressing accennato dal Napoli, ma Neres è un po' blando nel pressing. Il pressing, perché quando è blando è pressing. Anghissà invece è tosto, bene, Anghissà per Neres. Fa il movimento, Anghissà non è in fuorigioco, attenzione. Zerbin di testa, lotta, ma la palla è del Palermo con Di Francesco. Buono l'intervento ancora di Anghissà. Neres cambia tutto verso Kvara. Non interviene Marin, attenzione, buongiornissimo Caffè, ma errore poi in alleggerimento, attenzione Di Francesco, il passaggio, mamma mia! No signori, voi avete visto, il Torino primo in classifica è stato eliminato, dobbiamo stare molto attenti. Caprile, va Simeone di testa, la spizza, ma non per nessuno. Ed è buono l'intervento di Di Lorenzo, attenzione, riparte il Napoli, c'è Gilmour che vede Simeone, attenzione il passaggio in profondità per Spinazzola che si era inserito centralmente come dovrebbe fare. Bene, bravo Zerbin. Neres no, non gioca male il Palermo, e bravo Di Lorenzo che poi con calma cerca un passaggio però rischioso. Attenzione Caprile due volte con la respinta un po' centrale, niente. Attenzione, vediamo Rafa Marin. Bravo Rafa Marin, con grande calma. Interviene Anghissà, va Spinazzola. Il passaggio per Simeone, non è in fuorigioco. Ancora Simeone, viene contrato. Occhio a Roberto Insigne. Bravo Rafa Marin, buongiorno. Roberto Insigne, lo sapete già, no? Bello il passaggio di Lorenzo per Neres, che rientra verso il centro. Attenzione, Neres viene dispossessato. Attenzione, ancora un'opportunità per il Palermo che avanza bene, il tiro viene ribattuto da Di Lorenzo. Ora è Gilmour, sta piacendo Gilmour in regia con molta calma, torna dal portiere, calma olimpionica, e Caprile rilancia verso Kvara, il colpo di testa verso il centro. Simeone al volo per Spinazzola, molto bene. Spinazzola vede il movimento di Kvara, avanza il georgiano, il cross col sinistro, Spinazzola, attenzione Neres! E che gol che ha fatto! Lo meritava lui dopo il doppio palo.
in sforbiciata volante. Assist per Spinazzola che forse voleva tentare la conclusione di testa, ma la palla diventa buona per Neres. Rivediamo. Cross di sinistra. Guardala, la fa rimbalzare e poi fa un gol che non è di questo mondo. 1-0 per il Napoli quando siamo al 38esimo. Zerbin, passaggio centrale impreciso, riparte il Palermo, c'è un fallo forse di Zerbin, ma l'arbitro lascia correre. Occhio, stiamo un po' soffrendo su questa fascia, Di Lorenzo, Zerbin, bravo Zerbin in questo caso. Di Lorenzo avanza, c'è Spinazzola che serve Neres, attenzione, Neres molto vivace sulla fascia destra, il pallone è buono per Gilmour che però viene anticipato. Il Palermo gira bene il pallone, ma siamo allo scadere. Buono l'intervento di Marin che però fa finire così il primo tempo. I like. Molto bene, vedo un clima sereno, mi fa piacere. Allora, si ricomincia. Palermo prova ad impostare ancora Zerbin, stavolta viene superato di netto. Di Lorenzo anche, attenzione, si continua per il vantaggio. No, che sta succedendo? Caprile, il palo! Dormita generale, non segue Buongiorno, Marin sta lì non marcando nessuno. Spinazzola! Ci siamo. Tutto da rifare, Anghissà. Pallone difficile, ma Gilmour è bravo a controllarlo. Rafa Marin. Spinazzola vede il movimento, serve Kvara sul filo del fallo laterale. Bravo Gilmour che si libera di due avversari. Vai Gilmour, provaci pure tu. Paratona. Sta piacendo Gilmour, forse il migliore in campo. Parte lui dalla bandierina. Colpo di testa tentato da Spinazzola ed è ancora calcio d'angolo. Il movimento di Simeone a uscire è una finta perché la palla è verso Kvara. Il colpo di testa anticipato. Recupera palla Zerbin, ancora Gilmour che è rimasto in zona. Kvaratskhelia prova qualche dribbling, stordisce l'avversario, il tiro in porta, la deviazione! Per pochissimo. Neres batte la scivolata di Anghissà, attenzione Simeone, recupera palla Spinazzola, ancora Anghissà, è buono ma no, quasi. Di Lorenzo ora viene anticipato, attenzione Zerbin non riesce a intervenire, serve la copertura di Anghissà, adesso è Gilmour che insegue il pallone ma è bravo Rafa Marin. Spinazzola ora cerca di servire Simeone ma nulla da fare. Recupera palla Gilmour, ottima partita dello scozzese, il pallone per Simeone che lascia non tira, è pazzo. Perché non tiri? Perché già avevi cliccato sul passaggio, perché vabbè. Spinazzola, movimento di gambe, vede ancora Kvara libero, lo serve, prova il passaggio in profondità, ancora Gilmour, il passaggio per Zerbin anticipato. Palla ancora per il Napoli che tenta l'assedio. Ancora Gilmour in zona tiro, serve Simeone, si gira. Contrato. Beh, forse è arrivato il momento di fare qualche cambio. Allora, esce Simeone ed entra Lukaku. Entra anche Politano al posto di Zerbin. Quindi abbiamo sia Politano che Neres in campo. Su quella fascia Spinazzola ha finito la benzina, non c'è dubbio. Ed entra Olivera e si va così. Lukaku secondo me doveva partire dall'inizio, deve mettere minuti. Prova proprio Politano, attenzione Anghissà, torna indietro, si libera del pallone per Gilmour, attenzione il movimento di Olivera in fase centrale, ma il passaggio non è preciso, ora serve difesa, bravo Buongiorno, ancora Rafa Marin, partita ordinata per Rafa Marin, c'è spazio per Kvara. Avanza Kvaratskhelia, il passaggio col sinistro, Lukaku di testa! Lukaku! Il passaggio di Kvara col sinistro perché non se l'aspettano col sinistro, bene, e Lukaku stappa un crodino, no, stacca di testa e beffa il portiere. 2-1 per il Napoli, adesso chiuderla o tenere, attenzione, buono il passaggio per Lukaku in profondità, prova col destro, la parata. Poi Lukaku deve entrare nella forma, ha bisogno di giocare. Dal calcio d'angolo parte Kvara, il cross, cerca di intervenire Politano ma viene anticipato, ora si distende il Palermo, c'è buono l'intervento di Anghissà e riparte il Napoli con calma con Di Lorenzo, Buongiorno, Marin trova un buon filtrante per Gilmour, ora ancora Kvara su quella fascia, prova a servire di nuovo Gilmour ma il triangolo non si chiude e ora il miglior Buongiorno si prende il pallone e fa ripartire il Napoli. Kvara, Gilmour, ancora Gilmour, non è facile togliergli il pallone e Kvara lo recupera ma l'arbitro chiama un fallo e Kvara protesta, non c'era questo fallo, non c'era. Forse
Forse. Si distende Pierozzi, si svincola da Anghissà, attenzione, buono l'intervento di Rafa Marin, ottima partita di Rafa Marin, che facciamo, lo mettiamo? Che lo sapete che Conte se li guarda sti video e poi dopo di conseguenza, attenzione Caprile! Guagliù, la partita non è chiusa, proprio Caprile non ci somiglia proprio. Chi era Henry di testa fortissimo. Altro calcio d'angolo per il Palermo, esce Caprile, blocca, esce Caprile, bello che esce Caprile. Il rilancio verso Neres che appena anticipato, attenzione, va in pressing Anghissà, ma il Palermo ci riprova, cambia tutto, buono l'intervento di Rafa Marin che però sbaglia, attenzione, un po' di inesperienza, bravo Olivera. Kvara, buono il passaggio in profondità per Gilmour che si distende, Gilmour prova a servire Lukaku, quasi. Colpo di testa di Buongiorno, interviene ancora Gilmour, partita perfetta per Gilmour, attenzione Olivera è molto centrale che si distende per Neres, Politano al suo fianco, Neres gli lascia il pallone, Politano cerca di passare, di andare sul sinistro, il cross, Kvaratskhelia stava facendo il gol della stagione, vedete che c'è Olivera al centro che si era, però poi Kvara, mamma mia che stiamo. E il Palermo riparte da dietro, potrebbe essere l'ultima opportunità per i siciliani, ma è bravo Olivera a contrastare l'avversario, pallone ancora per Kvara, cerca un po' di spazio, viene dispossessato e ora Ocio, c'è Caroni, attenzione, i ranghi, serriamo i ranghi, il tiro, Caprile! Parata fondamentale di Caprile, di Lorenzo, fallo laterale, aiuto. Politano, buono l'alleggerimento per Caprile che lancia verso Kvara. Fa vedere ancora Olivera, non male l'ingresso di Olivera, ora è Gilmour che serve ancora a Kvara in profondità. Bene il Napoli sulla sinistra, ancora Kvara, viene contrastato da due, forse c'era anche fallo, ma siamo agli sgoccioli ed è finita! Detto, mi interessa moltissimo. Adesso parliamo della formazione. Ecco, come avete visto è stata dura, è servito il miglior Lukaku e quindi noi andiamo a parlarne con un Amrabat tattico. Se mi sentite, perché tutto sta andando bene tecnicamente. Poi più tardi chi è iscritto al canale Telegram in descrizione c'è una sorpresa, dovrei andare da una parte, quindi c'è una sorpresa, chi segue sa. Signori, allora, sono parecchie le ipotesi, non possiamo sapere, dovremmo capire. Se diamo per scontato, o meglio crediamo che Conte ha pensato di giocare a 4 solo con le squadre più grandi, quindi tra virgolette un po' più difensivo, 4 invece che 3, anche se questo è a 5, però 4 perché i due terzini sono più bloccati, si potrebbe tornare a 3 per la partita col Palermo, dove dovresti essere sulla carta più forte. Ricordiamo il Torino che ha fatto la fine dei tracchi, quindi dobbiamo stare molto attenti, quella è proprio la partita che ci aiuta per stare attenti e non sottovalutare l'avversario. Se torniamo a 3, io farei così, non so se Conte si guarda questo video, non c'è tempo, se non c'è tempo per fare 100 conferenze, non c'è tempo forse per guardarsi questo video. Antonio, ti capisco, ma secondo me questa storia di Rafa Marin che volete vedere tutti quanti, mi rendo conto, ma prima di tutto i difensori sono quelli che forse spendono meno energie e quindi non hanno un bisogno tremendo di riposare, quindi io confermerei questa linea difensiva con Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, in modo tale che hai impostazione con Di Lorenzo. Se metti Rafa Marin hai meno impostazione, è quello che ci ha detto Conte, a meno che non si è messo a studiare e quindi è diventato bravissimo anche in questo fondamentale. Dopodiché vorrei vedere Spinazzola dall'inizio, posso immaginare Gilmour, ecco questo sono quasi certo, Gilmour al posto di Lobotka per far rifiatare Lobotka. Gilmour è proprio quel giocatore che non dovrebbe farti mancare la presenza di Lobotka, proprio simile. Poi mi prendo un rischio, faccio riposare un attimo Anghissà che le ha fatte tutti i minuti e provo McTominay un po' più dietro. Secondo me la coppia degli scozzesi, sappiamo che McTominay preferisce stare più avanti, lo abbiamo saputo grazie ai Reels del Napoli, però dobbiamo capire se ce lo abbiamo un sostituto di Anghissà o se le deve fare tutte, o se McTominay può adattarsi o se Foloruncio può adattarsi. Quindi mi giocherei questa carta del primo tempo e poi rimetterei Mazzocchi lì. Nella simulazione ho messo Zerbin, non so se Zerbin, Ngonghe rientrano nei piani, quindi rimetterei Mazzocchi qui. Se vogliamo
far riposare Kvara. Raspadori non può uscire completamente dai radar. Lo so, volete Ngong, volete Neres dall'altra parte, lo so, però calma. Raspadori qui, Lukaku per mettere minuti e Neres dal primo minuto. Lo stesso Politano può riposarsi un attimo. Questo se ritorniamo al 3-4-2-1. Se invece dobbiamo giocare a 4, Di Lorenzo, Rachmani, Buongiorno, Spinazzola si possono confermare. A 4 io un Rafa Marin qua ce lo posso anche vedere, potrebbe esserci. A centrocampo a questo punto Mazzocchi non trova più spazio, e se bisogna far riposare Kvara, Folarush, perché l'abbiamo visto improvvisamente messo nelle rotazioni. Non ti scopri troppo perché ti fa quella fase che invece magari Neres ti fa di meno, ecco perché ne metto uno e un altro che fa meno fase. E però vorrei continuare a vedere McTominay in un altro ruolo, quindi con Raspadori dietro Lukaku, e secondo me ci possiamo divertire. Un amico bellino poi, Luigi, mi ricordava in privato che 10 anni fa, proprio in questa settimana, succedeva questa roba qui. Un'altra partita buttata, serve una svolta, si vede Higuain, la maglietta ginzata. Sono andato a recuperarla sta partita, era proprio contro il Palermo, era il Napoli di Benitez, gol di Koulibaly, gol di Zapatone, poi arriva la doppietta di Belotti, cioè prima Belotti a Corce, poi Callecon, poi altro gol di Belotti, ma c'è prima Vasquez che fece il gol, Rafael Cabrosa, Barbosa, Cabral. Insomma, da questa formazione io vedo un po' di turnover di troppo, perché c'era Higuain in panchina, poi Insigne è entrato, non c'era Zuniga, io poi non mi ricordo come stavano, magari non erano al 100% della forma, ma insomma questo 3-3 ci sia di monito, e rispettiamo la simulazione sui football in modo tale da vincere, passare il turno e con più calma affrontare il Monza. Signori, è successo, l'Atalanta è inciampata, ricordate inizio della stagione, il Napoli perdeva e l'Atalanta già segnava Brescianini 2 volte, sembrava proprio l'inizio di una stagione così, troppo presto, vedi, troppo presto per fare giudizi e per dire e adesso invece l'Atalanta è inciampata troppe volte, e quindi vedete, fare poi i debiti con la bocca e dire così, io per primo. Bisogna aspettare qualche partita, è una classifica che non si può giudicare in questo momento, però gli sciulioni sono sono dietro l'angolo, quindi dobbiamo stare molto molto attenti a faticare. Noi fatichiamo e ci vediamo anche da un'altra parte più tardi. Chi segue sa, chi non segue non sa, e chi mi segue con affetto lascia il like per sfizio. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio. Chi schierereste voi? Lo mettereste Rafa Marin? Io penso che siamo d'accordo almeno su 2, su Gilmour e Neres, poi sugli altri vediamo Conte che dice.